Vinitaly è la fiera del vino nel mondo. Una vetrina per il mondo non solo del vino ma dell'intero Veneto. Tutto questo è Vinitaly, Salone internazionale del vino e dei distillati ospitato fino a domani nei padiglioni di Verona Fiere. Un appuntamento che anche quest'anno ha confermato il grande interesse da parte di privati ed esperti del settore verso un prodotto di cui la nostra regione può vantare l'eccellenza e i numeri lo confermano. Il Veneto che è la prima regione d'Italia per produzione, 9 milioni e 100 mila ettolitri, dei quali 4 milioni e mezzo sono ovviamente produzioni ad hoc e di OGG. 620 milioni di fatturato, 28 mila aziende agricole e 26 mila occupati. E diciamo che questi sono dati importanti perché ci attestano come i primi produttori a livello nazionale e soprattutto abbiamo dei vini che sono dei grandi ambasciatori in giro per il mondo. Oggi il Made in Italy è vino italiano, è la prima voce dell'export per l'Italia, ma per il Veneto è proprio il settore dell'agroalimentare e quello più forte è il settore del vino. L'edizione del Vinitaly di quest'anno ha puntato i riflettori su quello che lo stesso Zaia ha definito uno dei successi mondiali del nord-est, il Prosecco, con oltre 450 milioni di bottiglie vendute solo quest'anno. Un successo che però deve fare i conti con la burocrazia ma soprattutto con la contraffazione, tema caldo dell'edizione del 2014. La verità è che fanno danno ai nostri produttori ma fanno danno anche ai consumatori perché poi alla fine tu metti a repentaglio molto spesso la sicurezza alimentare.